Giuseppe Ruvolato, Associazione Salvaguardia Idraulica del Padovano e del Veneziano. Un'acqua che non si ferma, continua a colpire i comuni veneti. Lei dice non vogliamo più che si ripeta quanto è accaduto e appunto propone, dice che sarebbe necessaria l'idrovia Padova-Venezia. Sì, il ripetersi di questi frequenti eventi alluvionali dimostrano che il nostro territorio è fortemente a rischio. Molti invocano la sicurezza rinforzando gli argini, facendo opere di manutenzione, ma questa qui è una cosa che si dovrebbe essere già stata fatta. Attualmente gli argini sono messi in cattive condizioni, le dimensioni e le strutture del canale non riescono più a sopportare quella quantità d'acqua, quell'impeto d'acqua che deriva da monte, dalla montagna. Per cui voi gli argini potete farli anche di cemento armato, di acciaio, non tengono, quindi bisogna smaltire una maggiore quantità e questa si ottiene realizzando l'idrovia Padova-Mare con una portata di 450 metri cubi al secondo, quindi riesce a mettere in sicurezza il Bacchiglione e il Brenta e i territori adesso adiacenti in comune di Padova e di Venezia. A differenza degli invasi che vogliono costruire a monte, che non si sa se siano invasi o qualcos'altro e che terrebbero botta solo per poche ore, basti pensare che con la rotta del 2010 a Roncaiete sono usciti in 2 giorni un qualcosa come 14 milioni di metri cubi. Ora, se ci fosse stata l'idrovia, quella non ci sarebbe stata. Inoltre l'idrovia consentirebbe di ottenere le quote più basse nei canali e consentire ai consorzi di bonifica di smaltire le acque dei loro territori, dei loro comprensori, nei canali principali, Bacchiglione, Brenta e i loro affluenti. E dopo un'altra cosa che io consiglierei alla gente è questa, cioè invocare l'applicazione dell'articolo 309 della legge 152 2006, decreto Urbani lo chiamano, è praticamente il codice dei beni ambientali, in base alla quale il cittadino che tramite associazioni o anche singolarmente rappresenta al prefetto un pericolo, indicando chi è il responsabile per la risoluzione, per la gestione di quel problema, se un domani si verifica il pericolo, il funzionario che non ha eseguito quanto doveva o quanto gli è stato richiesto, ne risponde penalmente e personalmente.